vaccinazioni stanno procedendo abbastanza bene. Parecchi colleghi sono già stati vaccinati, altri sono già stati chiamati. C'è un'ottima adesione per quanto riguarda i medici e i pediatri di libera scelta al vaccino, sicuramente superiore a quella in questo momento di altre professioni sanitarie. A Padova è alta l'adesione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta alla vaccinazione anti-Covid. Sono oltre 600 in tutto il territorio provinciale e al momento non si registrano particolari defezioni. Qualora ci fossero, l'Ordine dei Medici di Padova, con il suo nuovo presidente Domenico Crisarà, si dice pronto a vigilare per tutelare la salute pubblica dei cittadini. Nel frattempo si pensa anche all'arrivo dei nuovi vaccini, come quello Moderna, che ha ricevuto il via libera nelle scorse ore dall'Agenzia del Farmaco Europea, e poi a stretto giro quello di Oxford AstraZeneca. Per Crisarà è necessario che anche i medici di famiglia diano il loro contributo alla campagna vaccinale. Bisognerà che si strutturi un attimo in modo più forte il sistema delle vaccinazioni, perché in questo momento dai medici vaccinatori sono esclusi i medici di medicina generale, i medici di famiglia. I medici di base devono poter effettuare le vaccinazioni anti-Covid in modo da accelerare i tempi, anche perché nelle prossime settimane, oltre alle prime somministrazioni di vaccino, inizieranno ad essere inoculati richiami al personale medico che ha già ricevuto la prima dose. Il rischio è che ci sia un intasamento e quindi i medici di base, proprio come per la campagna vaccinale contro l'influenza, devono essere coinvolti nel processo di vaccinazione della popolazione, dice Crisarà. Loro sono nella condizione di avere tutte le notizie anamnestiche dei propri pazienti e soprattutto sono in grado di dare una vera priorità ai soggetti da vaccinare.